amico Luca, che si è imboscato, e vorrei ringraziarvi per questa meravigliosa esibizione, tutti e due. Ecco il nostro Luca. Qui stasera sei a casa tua, fai onore con il nome al paese e con il tuo nome a te stessa come ballerina professionista, come danzatrice. Io amo molto il termine giusto. Allora, Luca, com'è andata? Bene. Com'è andata? Bene. Allora, siete pronti? Colgo l'occasione per ringraziare te della splendida serata che ci hai fatto trascorrere, e poi ringrazio Mario, che è colui che si è dato tanto da fare in questo momento per lui molto difficile, e ringrazio la splendida piazza di Alice Castello. Ciao Alicesi! Io volevo ringraziare il sindaco Vittorio Petrino, i suoi figli Marco e Francesco, perché ci hanno dato la possibilità di essere qui stasera con voi. Ringrazio tutti voi, Alicese, Alice Castello, grazie. Basta. Entusiasmo a vendere, grandi. Allora io vorrei chiamare il sindaco Vittorio Petrino. Poi vorrei anche chiamare qui sul palco e ringraziare il presidente della Proloco Duia, Paolo Antoniotti. Sarà possibile averli qui sul palco? Magari non ci sono già spariti, sono già nelle dormire dall'altra parte. No, ci sono. Non ci sono, li abbiamo. Poi vorrei anche, perché mi è stato richiesto, un ringraziamento speciale va al mio ispettore regionale Nicola Caldera, o Caldera, è giusto? Sei tutto di me. Dei membri del corpo AIB di tutto il Piemonte. Siamo in attesa, frementi, siamo noi che attendiamo adesso. Ma prima la signorina, che vi omaggiano. Li volete qui anche domani sera? Vuole dire qualche cosa? L'ho già detto. Ma non era domani sera? Non c'era. Ecco. Visto che questa è una chiave, e credo sia la chiave del paese, adesso sono il sindaco. Hai la chiave del paese, ma non necessariamente puoi essere il sindaco del paese. Non è detto. Ti sconseranno, ma secondo me ce la farai alle prossime elezioni. Allora ragazzi, sì, una foto? Sì, facciamo la foto. Quindi un grande ringraziamento a voi tutti per il successo che avete dato a questa serata. Facciamo la foto, in posa, così. Sì? Facciamo prima la foto, io faccio finta. Perfetto. Grazie. Volevi dire qualche